Hai mai sentito parlare di un furto che si è trasformato in un ricatto dopo qualche ora? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola in Forma. È proprio quello che è successo a Cagliari e la storia che sto per raccontarti sembra uscita quasi da un film, una serie TV o quello che vuoi. Restando con me in questo video scoprirai come un semplice iPhone rubato a un turista sia diventato il centro di un caso di tentata estorsione, con tentativo di arresto in flagranza. Siamo al pomeriggio del 17 agosto, nel cuore di Cagliari. Un pensionato di 79 anni in vacanza alla provincia di Varese si ritrova improvvisamente senza il suo iPhone. Questo proprio perché le lo hanno sottratto. Sembrerebbe un furto come tanti, ma pochi minuti dopo arriva la sorpresa. Io che seguo quotidianamente le cronache locali delle principali testate sarde lo vedo spesso. Dietro certi episodi c'è sempre una tattica ben precisa. In questo caso si tratta del cosiddetto cavallo di ritorno. Cosa vuol dire? Rubano un oggetto e subito dopo chiedono soldi al legittimo proprietario per restituirglielo. Facile, semplice da ricordare. Infatti il ladro, un ragazzo di Calerritano di 19 anni, chiama la vittima spacciandosi per un acquirente in buona fede. Dice di aver comprato quell'iPhone per soli 200 euro e pretende la stessa cifra per ridarlo indietro. Una mossa studiata, tanto subdola quanto rischiosa. Qui succede qualcosa di decisivo. Il pensionato non cade nella trappola, ma anzi si presenta subito ai carabinieri senza ben tracce e denuncia tutto. È proprio grazie a questa lucidità che la vicenda prende una piega diversa. Perché nel giro di poche ore i militari identificano il sospettato, entrano in casa sua e trovano sia l'iPhone rubato che il telefono usato per la chiamata estorsiva. Il risultato è che ora il ragazzo viene arrestato e si trova ai domiciliari, in attesa del processo per il direttissimo. A quanto pare a incastrarlo è stato l'uso di un numero registrato nei contatti di emergenza del telefono rubato. Proprio quel gesto incauto ha permesso agli inquirenti di collegare in fretta il furto al responsabile. E qui sta lo spunto di riflessione. Un episodio così ci ricorda quanto sia importante denunciare subito, un passo che non solo restituisce giustizia alla vittima, ma che manda anche un messaggio chiaro a chi pensa di approfittarsi degli altri. Ora la parola però passa a te. Pensi che i ragazzi così giovani che commettono questi reati siano il frutto di un contesto difficile oppure semplicemente di scelte personali sbagliate? Scrivilo nei commenti e confrontiamoci insieme.